sindaco, com'è? Umido. Umido, che è il vostro slogan della Project, no? Speriamo che asciughi. Scivola, come chiama? A nord, Il nord scivola. il signor Rapisarda? La pisata la vedi? Non l'hai vista? Guarda che occhi. Ilaria, com'è questo passaggio sulla Clio R3? Bellissimo, non potevo desiderare di meglio perché il sindaco è il top. Dicono che fuori è bellissimo, ma qui dentro di più. Bene, prendono il via al 10° rally della Valle del Sosio, l'equipaggio numero 8, formato da Francesco Di Giorgio e Ilaria Rapisarda. Numero 11, grandi amici dell'organizzazione, Fabio Bologna e Luigi. e secondo di gruppo. Quanto è stato bello questo ritorno dopo 5 anni, in tutti i sensi.
Dal punto di vista sportivo bellissimo, purtroppo però a causa di 2 forature alla fine il risultato non è quello in cui speravamo. Il primo giro infatti eravamo molto più in alto in classifica, però siamo comunque soddisfatti sia del nostro risultato ma del risultato di tutta la gara. Una cosa bene che la voglio chiarire, a scanso di inutili polemiche che si sono fatti. La manifestazione è costata 5.000 euro al comune di Chiusa e non altri numeri come qualcuno dice. Questi 5.000 euro sono soldi risparmiati dalla rinuncia dell'indennità di carica che io ho fatto. Io ho rinunciato all'indennità di carica, non prendo, anzi prendo 1 euro al mese, con i soldi risparmiati stiamo facendo promozione del territorio. Ai cittadini non costa nulla. Grazie. Vuoi dire qualcosa? Sono troppo emozionato. Non sembra, no? Sindaco, possiamo dire serenamente e tranquillamente, dico, il rally l'abbiamo migliorato. Credo proprio di sì, no? Il rally è migliorato. Con Rapisarda accanto poi è diventato bellissimo. Signor Rapisarda, vada! Stefano, è migliorato il rally, no? Sicuramente dovrà migliorare, insieme a tutti gli altri paesi, perché sai benissimo che ci vuole un supporto economico, grazie anche a questo impegno